Da Agrostar. Con Agrostar vogliamo fare un discorso un pochino più ampio. Non a caso ci siamo messi davanti a questi che non sono tubi di irrigazione, ma l'avrete già notato, sono tubi per il drenaggio. Alcuni con rivestimento in cocco, invece dietro senza rivestimento in cocco si possono notare le fessure che riescono quindi a far introitare l'acqua e dopo la fanno correre sul bordo del campo. Abbiamo con noi il dottor Marco Martello, che è diciamo, l'artefice di questa, no, di questa azienda, che lavora per questa azienda, che si occupa in realtà di irrigazione, ma noi siamo qui davanti a questi tubi per il drenaggio perché? Ma allora, il drenaggio sono le nostre fondamenta, diciamo. Agrostar nasce collegata a questo sistema, diciamo, di regimazione delle acque, e quindi partiamo in qualche modo dalle fondamenta dell'agricoltura, cioè si parte dalle sistemazioni idraulico-agrarie che ci permettono appunto una gestione delle acque meteoriche e soprattutto della regolazione della falda, e quindi la possibilità di livellare i terreni, di creare degli appezzamenti più grandi, ma controllando la falda, soprattutto anche in queste zone dove il livello del mare, siamo sotto il livello del mare e ci sono problemi di risalita del cuneo salineo. Grazie al drenaggio, diciamo, si riesce a controllare l'acqua e a regimarla, e quindi permettere le lavorazioni e quant'altro. È chiaro che il drenaggio è una tecnica che viene dagli anni '80 e noi la immaginiamo, diciamo, in una veste innovativa e in qualche modo integrata con l'agricoltura moderna, e quindi stiamo immaginando, anche come in questa azienda qui di Veneto Agricoltura, dei sistemi collegati a delle paratoie con dei sensori. Con dei sensori, diciamo, che permettono appunto di capire la quantità d'acqua presente nel terreno e poter regolare un po' gli afflussi. Quindi una gestione integrata dell'acqua, non solo l'irrigazione, ma anche appunto il drenaggio per quando ce n'è troppa, perché ha piovuto, e comunque raccogliere l'acqua di sgrondo, valutarne la qualità e eventualmente accumularla per impiegarla. Esatto. Quindi un sistema a 360 gradi che poi in qualche modo è già stato realizzato all'interno di questa azienda, ma tu come Agrostat pensi di svilupparlo? Esatto, immaginando collegato al drenaggio. In questo caso, in questa azienda, è una realizzazione legata alle scoline, con le scoline, noi lo pensiamo collegato al drenaggio e anche a dei sistemi di controllo dell'umidità del suolo. Perfetto, allora portiamoci vicino a questa stazione meteorologica che sembra molto complessa, che ha qualche sensore in più rispetto a quelli necessari solo per calcolare l'evapotranspirazione. Raccontaci qualcosa. Ma allora, diciamo, questa è un'azienda con cui abbiamo iniziato a collaborare e, diciamo, è stata in grado di integrare due aspetti molto interessanti, cioè la possibilità di comunicare con bassi consumi energetici, quindi con una batteria si possono, diciamo, avere una stagione irrigua intera attraverso un sistema di comunicazione dei dati innovativo con tecnologie IoT, e quindi in grado di avere campo, diciamo, di prendere in tutte le zone, diciamo, anche rurali in cui il segnale è molto basso. Ad esempio come questa. Esatto. E senti, quali sono i sensori che... I sensori, diciamo, vabbè, collegati di più con l'irrigazione, chiaramente c'è il pluviometro, questo pluviometro quindi in grado di leggere i millimetri di pioggia o di irrigazione che avvengono, insomma, ma anche dei sensori sul terreno, come per esempio questo si chiama water marker, ed è in grado di determinare il potenziale del terreno e quindi in qualche modo simula quello che è l'assorbimento da parte della pianta, quindi lo sforzo che deve fare per assorbire l'acqua, e anche un sensore di temperatura del suolo. Chiaramente anche la temperatura, soprattutto nelle fasi di semina e quant'altro, è un aspetto molto importante per decidere appunto il momento di semina, oppure anche i trattamenti e quant'altro, insomma. Questo è un sensore di foglia bagnata? Questo invece, esatto, questo è il sensore di bagnatura della foglia, quindi è utile invece magari anche per l'orticoltura oppure per i vigneti. L'orticoltura spesso, essendo culture più basse, lo posizioniamo a 50-60 cm da terra, e quindi simula la bagnatura foliare. C'è anche un sensore della radiazione solare, quindi importante anche quello per capire le ore di luce, e poi un sensore di temperatura e di umidità dell'atmosfera, e quindi tutti i parametri che servono all'agronomo in qualche modo per poter gestire e prevedere i trattamenti e l'irrigazione, diciamo, in ambito aziendale.
Esatto. Sì, si arriva quindi al consiglio irriguo, Per perfetto. arrivare, Ma diciamo, adesso, prima di salutarti, tu in realtà sei molto noto, te e la tua azienda, diciamo, per i Ranger e per i pivot. Dici due parole che poi... esatto. Chiaramente oggi come oggi il nostro business principale è quello collegato alla Valley. La Valmont è una multinazionale americana che produce Pivot e Ranger, ci spostiamo verso le soluzioni Valley, ed è, diciamo, il leader nell'ambito dell'irrigazione di precisione a ratio variabile. Quindi, diciamo, si è partiti da grandi macchine in ferro, sì, in acciaio, per la distribuzione dell'acqua, ma nonostante adesso qua non si possono vedere davvero, ma se andate in giro per le campagne li troverete, sono di grandi dimensioni, ma in realtà sono macchine elettriche che utilizzano poca energia. Abbiamo dei motori da 0,6 cavalli per campata e utilizziamo basse pressioni. Questo, diciamo, è l'aspetto interessante. Sicuramente, quindi basso assorbimento, diciamo è una macchina molto vistosa, molto grande, c'è molto ferro, però consuma poca energia. Esatto, e anche un'alta uniformità di distribuzione perché utilizza irrigatori spray, quindi degli irrigatori che lavorano a 0,6 o 0,7 bar e quindi, diciamo, molto, molto efficienti anche dal punto di vista della qualità dell'irrigazione. Questo è il cervello? Questo sì, questo è il cuore della macchina, questo è il pannello di controllo. Adesso abbiamo, diciamo, purtroppo non abbiamo l'energia elettrica, quindi non si può vedere, ma abbiamo un pannello touchscreen in cui l'agricoltore è fatto su base Android, quindi molto user friendly, collegato a quello che sono i nostri cellulari, dove si possono impostare vari programmi e addirittura impostare anche prescrizioni per l'irrigazione di precisione. Quindi è già dotato del sistema di irrigazione di precisione in cui l'agricoltore, se vuole irrigare in modo differenziato, lo può già fare. Ha inoltre connesso il sistema G-Sense, che è il sistema di telecontrollo, quindi dal telefonino uno può dare tutti i comandi che può dare a pannello e quindi decidere i millimetri anche da un'altra parte del mondo, se vuole, ecco. Ottimo, comunque su questo argomento noi torneremo il 22 luglio perché sarà la giornata dedicata alla irrigazione per aspersione. Qui oggi diciamo siamo più vocati verso la microirrigazione, però prima di salutarlo volevo chiedergli che ci spiegasse questi irrigatori. Esatto. Ma allora, diciamo, questi sono una tipologia di irrigatori che installiamo sui pivot e appunto, come dicevo, sono wobbler tecnicamente, ma sono degli irrigatori spray e lavorano appunto a basse pressioni, riescono a creare una pioggia per un raggio di 4 metri abbassando l'intensità di aspersione perché, diciamo, l'effetto battente della pioggia, dell'acqua viene diminuito e migliorano in modo molto importante appunto l'uniformità di distribuzione, quindi oggi come oggi si lavora veramente con questi sistemi meno sensibili anche alla deriva del vento e appunto riescono a dare un'efficienza che arriva e anche supera il 90%, quindi sistemi molto interessanti, insomma, per l'efficienza irrigua e per non sprecare l'acqua, che poi è l'obiettivo di tutti, no? Sì, senz'altro.